6 giorni, in un'unica puntata. Die pro die, 6 giorni. Bentrovati, anche oggi si parla di fiere, si parla di Porto Rotondo, di questo Boat Show. Vediamo chi saranno i nostri ospiti. È molto importante essere in questa fiera perché Porto Rotondo a livello più che internazionale, forse anche a livello mondiale, riteniamo che sia un punto molto importante. Quindi presentare le nostre imbarcazioni è solo che un piacere. Qui è un mercato magari un po' più di una fascia di alto livello, però siamo contenti perché abbiamo visto che le nostre imbarcazioni prodotte qui a Olbia hanno avuto il loro successo. Siamo in compagnia di Piero Bianco, siamo qui al Boat Show, naturalmente Porto Rotondo, ma com'è andata questa fiera? Ma direi che c'è stata una discreta affluenza di pubblico rispetto all'anno scorso. Sicuramente la fiera è cresciuta molto, l'anno scorso è la prima edizione, quest'anno c'è stato praticamente il raddoppio degli stand, quindi degli espositori, nonché delle imbarcazioni esposte, la gente ha risposto e per cui siamo soddisfatti. Sì, una grande fiera, una fiera necessaria io ritengo, perché io credo che la Gallura abbia necessità nel nostro territorio di poter programmare la cantieristica. Io credo che sia un'alternativa al turismo, un'alternativa alle vacanze, un polo fieristico con cantieri che ormai stanno nascendo in quasi tutta la zona industriale, possa darci una prospettiva di lavoro e una risorsa necessaria per il nostro territorio.